Successo di visitatori nel mese di agosto per i luoghi della cultura della regione siciliana, fra i parchi archeologici e i musei. Le presenze ad agosto sono state infatti 546.169 con un incremento di 64.885 rispetto allo stesso mese del 2020, anno in cui erano stati registrati 481.284 ingressi. Tra i siti più gettonati il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che ha registrato ben 156.122 visitatori rispetto ai 127.000 dello scorso anno, con un incremento di 29.000 presenze. Quindi il Teatro Antico di Taormina, con 84.890 visitatori rispetto ai 76.000 dello stesso mese del 2020, quasi 1.000 visitatori in più nell'area archeologica di Selinunte, dove gli ingressi sono stati 38.749 a fronte dei 37.754 dello scorso anno. Incremento considerevole anche nel Parco archeologico di Segesta, dove sono stati registrati 37.366 visitatori rispetto ai 32.610 del 2020. In aumento anche il Parco Lillibeo di Marsala e il Museo del Satiro di Mazzara del Vallo. Per quanto riguarda l'area archeologica della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, ad agosto si sono registrate 25.157 presenze rispetto alle 23.310 del 2020. Avere dedicato particolare attenzione ai luoghi della cultura genera dei risultati. Il numero dei visitatori registrati nello scorso mese di agosto, afferma l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Alberto Samonà, non è casuale, ma è il frutto di un lavoro metodico che dura da tempo e che è volto alla piena valorizzazione dei nostri beni culturali in chiave strategica. Il governo Musumeci, continua Samonà, sta dando alla cultura l'importanza che merita, secondo una visione di lungo periodo che vuole dare nuova centralità alla Sicilia proprio a partire dai luoghi e dalle testimonianze che ne raccontano la storia e la sua identità.